Eccoci qua amici telespettatori, nella rubrica del Cerco Amici. Questa settimana ci ha scritto un ragazzo di Mazara del Vallo che praticamente è in cerca di amici. Ebbene noi siamo venuti qui a Mazara del Vallo appunto per venirlo a conoscere e non solo, e fargli anche l'intervista per vedere che genere di amici va cercando. Sicuramente è un ragazzo che voi conoscete benissimo perché lo abbiamo avuto come ospite nello spettacolo dei Nuovi Talenti il giorno 2 di settembre a Paceco, a Trapani. Per cui venite con me e scopriamolo insieme, dai! Ciao! Quella ci si rivede. Come va? A posto. Allora, Da quella sera a Paceco ho fatto un sacco di serate in giro. Sì, per ora ti stai divertendo praticamente? Sì, mi sto divertendo. E adesso praticamente ti sei presentato nella rubrica del Cerco Amici. Sì. Come mai? Ciao a tanti amici, però mi piace avere un largo... Un largo che? un largo giro di amicizia. Cerco un po' Voi stessi amici telespettatori potete vedere che Sammy è un ragazzo molto ma molto aperto, voi stessi ve ne state rendendo conto perché è un ragazzo per dire alla mano, molto alla mano. Di solito sono molto più bello che è mattina e quindi mi sono svegliato ora, però di pomeriggio, di notte, in altre Quanti anni c'hai Sammy? Io ne ho disgraziatamente 25 ormai. Sammy ha 25 anni, è completamente single, giusto? Vabbè, anche se non sono single non fa niente, cioè non è questo. Ma hai il rapporto duraturo? Ho avuto una storia di 2 anni, è andata male, però le corna ci sono sempre. Certo, è logico. Io sono le corna oggi come oggi? Sono un tipo che faccio le corna, quindi ci divertiamo, hai questo, praticamente questo carattere. Sì. Se c'è qualche coppietta tipo un po' trasgressiva, qualcosina, tipo organizziamo, non lo so. Never know how much I love you, never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever, oh. When you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, you know I'm gonna treat you right. You give me fever, oh, when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Juliet baby, you're my flame, and give us fever. When we kisses, fever with my flaming youth. Fever, oh, I'm on fire. Fever, yeah, I burn for fierce. Tu che genere di amicizia vai cercando? Tu sei venuto nella rubrica del Cerco Amici. Sì, per allora, quale motivo? Io sono un ragazzo che mi piace il mondo dello spettacolo, cioè ballo, canto, presento, faccio un po' di tutto e quindi non ho nessun tabù a conoscere eterosessuali, gay, coppie. Cioè per te praticamente il sesso non ha importanza, o maschio o femmina? No, l'importante è avere una bella amicizia, stare insieme e soprattutto divertirsi. Esatto. Tu praticamente, andiamo al punto, al nocciolo della questione. Sì. Tu che cosa vai cercando? Che genere di amici vai cercando? Allora, intanto io vado cercando, visto che mi occupo di serate nei locali notturni, un po' di gente trasgressiva, magari ragazze che non hanno problemi esibizioniste, ad uscire con me, con qualche minigonna, stivali, oppure ragazzi carini che si occupano di moda, un po' di tutto, per creare una bella compagnia. E dopo la una notte... compagnia praticamente Una compagnia, intrigante. cioè, prima
prima serata, dopo serata e il E terza serata, risveglio. eccetera, Sì, eccetera. sì. Ho capito. Ci divertiamo un po' così. Cioè facciamo tu un po' vuoi di- solamente compagnia femminile o... Per me va bene tutto. Cioè, sia maschile che femminile? Sì, Cioè sì. tu praticamente sei disposto a passare anche una serata in compagnia maschile praticamente? Cioè una serata di divertimento, Sì, non pub, c'è- discoteca, cenetta, sì, è normale, sì. pizza, cosa? Senza problema, pizza, frutta, un po' di tutto. Esatto. Ok. Quindi Vabbè. io sono un tipo forse in tutta la Forse. provincia di Trapani. Forse al più- 100%. No, vabbè, sono il... Cioè, non mi vergogno di niente, sono un tipo libero, Ma lo stanno vedendo, lo stanno vedendo. E quindi, cioè, per me tutto quello che viene Ti prendiamo. prendi? Sì. Cioè quello che trovi prendi, Prendiamo, diamo, quello che dipende. offre la piazza ci sta. Sì, sì. Saluta mia madre, soprattutto. Ti starà vedendo tua madre in questo momento? Un bacione, tanto Eh? mi conosce abbastanza bene, Certo. non ho problemi. Ascoltami, tu hai fatto qualche genere di spettacolo molto... Sì, io mi occupo di spettacoli a livello di animazione nei locali, come strip, canto. fai lo strip pure? Sì, sono un cantante di musica dal vivo, presento serate, faccio tutto. Il mio sogno però è arrivare a fare un film erotico che ancora mi manca. Un film erotico? Sì, mi fa- Quello dobbiamo parlare con Tinto Brass. speriamo, se avete agganci, qualcosa mi chiamate. Io posso fare un colpo di telefono a Tinto Brass e gli dico Tinto, qua c'è Semmi che praticamente vorrebbe fare un filmetto erotico e vediamo quello che mi Vediamo potrebbe se ci dire. sono alcune ragazze che sono pure interessate, ora tramite il mio numero organizziamo. Organizzate Se c'è che cosa? Qualche film? Qualcosina di particolare. Ho capito. Allora, cioè, capito, più che altro, secondo me, questa non era una rubrica da inserirti nella rubrica del Cerco Amici. Del cerco lavoro, cerco... No, dei Certo. tipi strani secondo me, perché cioè, le tue, come dire, le tue richieste sono abbastanza strane, cioè non è che le puoi trovare... Parlando in un contesto siciliano sono strane. Sì. Io mi ritengo una persona Cioè, giustamente noi normalissima. dobbiamo parlare, esatto, perché siamo in un contesto siciliano, sì, per sì. cui Strano Amore Siciliano si occupa praticamente di un largo, cioè di una vasta problematica siciliana, per cui amori siciliani, strani amori siciliani, di cui nasce Strano Amore Siciliano, giusto? Spero di trovare tanta bella gente, bella soprattutto sia mentalmente e soprattutto fisicamente, per certo. organizzare delle bellissime serate, Certo. organizzare magari un gruppo animazione, andare in giro. Ascolta, tu nei già hai locali. qualche gruppo tuo che praticamente ti esibisci? Non so. Sì, io ho delle ragazze che girano con me per le discoteche, che fanno addio al celibato, al nubilato, ragazze che fanno strip in giro per Catania, Palermo, poi c'è un gruppo musicale che faccio matrimoni, serate in discoteca. Cioè tu praticamente vai cercando o singoli o Sì. singole o gruppi di persone o di ragazzi che praticamente si vogliono affiancare a te alle Sì. serate che tu vuoi fare. Tu praticamente stai dicendo questo, giusto? Sì, sì, anche serate particolari, feste private, un po' di tutto, divertimento Vabbè, puro. hai detto hai 25 anni? Ho 25 anni. Sei di Mazzara del sono Vallo? di Mazzara del Vallo, sono alto 1,70 m, occhi castano verdi, labbra carnoso, un bel nasino e poi il resto Il resto è storia. si vedrà. Vabbè, amici telespettatori, abbiamo conosciuto qui Semmi, un ragazzo di 25 anni, appunto di Mazzara del Vallo, che va cercando questa praticamente amicizia particolare che voi avete sentito. Per quelli di voi o quelle di voi, attenzione, che fossero interessati a contattare Semmi, non possono fare altro che telefonare al suo numero telefonico che state vedendo insomma in pressione. Vi raccomando, perché Semmi qua ci tiene, perché ci tiene proprio a creare un gruppo praticamente strano. Sì, sì. Ci sarà qualcuno sicuramente che guardando questa intervista parlerà un po' così, però mando anche un Un po'. caldo saluto. Io credo che il telefono ti squillerà praticamente a tal punto da prenderti fuoco, guarda, sinceramente. Sì, però la gente strana c'è sempre, io mando un bacio anche a loro con la speranza un giorno di magari ricoverarsi e riprendersi al più presto. Va bene. Vi mando un bacio e vi saluto, ciao a tutti. Ok, per la rubrica dei Cerco Amici, Alberto vi saluta, in compagnia naturalmente di... Semmi, Ciao ciao!